Amici di Sportisil, appassionati di calcio e di calcio giovanile, ben trovati al campo sportivo Panormus di Palermo di fronte a Academy Panormus e Casteldaccia. Con le mani il 10 dell'Academy Panormus dentro l'area di rigore di Stefano. Poi c'è la girata e la palla fuori. Palla in profondità, controllo di Di Stefano che accompagna la sfera, cerca di andare in velocità. Di Stefano in area di rigore, incrocia col sinistro! Di Stefano porta in vantaggio l'Academy Panormus esattamente al 9° minuto di gioco. Bella la giocata individuale, prima nella protezione del pallone, poi nel diagonale mancino. Caduerve centrali d'Alfonso, poi buona questa manovra, ottima uscita palla al piede dell'Academy che va ancora a servire Di Stefano. Di Stefano stavolta col destro, palla fuori di nulla. Academy Panormus. D'Alfonso cerca, spalla alla porta di Stefano, si gira Di Stefano, calcia col destro, sopra la traversa. Chinici in avanti, intercettato, poi D'Alfonso di testa su Di Stefano che la protegge, ancora Di Stefano trattenuto, calcio di rigore per l'Academy Panormus. Di Stefano contro Sparacino, fischia l'arbitro, parte Di Stefano, spiazzato Sparacino, il gol del 2-0, 28:30 ancora Di Stefano. Fischia l'arbitro, Montalbano con la palla che va a scavalcare, ma Marchese con un grande colpo di reni dice di no, calcio d'angolo. Però sia Scarpacci e Imburgia. C'è fallo laterale con il tentativo di girata, poi Di Stefano! Si è ripreso e si è ripreso alla grande il Bamber dell'Academy, 3-0 e tripletta e pallone a casa anche all'ultima di questo campionato. Pallone poi telefonato e recuperato dal tentativo di Fazio, poi pallone che rimane lì e c'è ancora il gol del solito Di Stefano. Poker servito per il centravanti dell'Academy Panormus che ne fa 4 nell'ultima partita di campionato, quella che suggella il trionfo, e c'è l'esultanza davanti al pubblico di Fede Panormus. Ponda di Giglio, poi Cutrona corre fermato per un attimo da Canale, ancora Cutrona, ingresso in area, Cutrona se la porta sul sinistro, ancora Cutrona, calcia! E c'è gloria anche per il capitano dell'Academy Panormus, quinto gol. E poi la corsa in panchina per festeggiare con i compagni la rete numero 5, la battuta in avanti, poi può avanzare Guccione, passaggio intercettato, arriva prima Giglio che lotta al limite dell'area, Giglio la porta a spasso, poi calcia col destro, la alza in calcio d'angolo Sparacino, va col mancino, effetto uscire questa volta lungo sul secondo palo, colpo di testa e ancora si deve impegnare con l'alzata in calcio d'angolo la Rosa, rischia e sbaglia. Pizzo scavalca e colpisce la traversa e poi ancora traversa, pallone per Giglio che calcia male, 2 traverse in 5 secondi per l'Academy Panormus. Intanto c'è la corsa di Fiorentino che la piazza e trova il gol della bandiera, il Casteldaccia, forse con il suo uomo migliore, quello che ci ha creduto fino a questo momento, e Fiorentino a 11 dalla fine segna. Passare in qualche modo Guccione, poi D'Amico, serie di finta, ancora D'Amico, questa volta va sul fondo col destro, poi affrontato, calcio di rigore. Lorenzo Croce contro Sparacino, fischia l'arbitro, va Croce che spiazza il portiere, 6-1 e tutti ad abbracciare Croce per il 6° gol, anche l'abbraccio tra Croce e mister Lo Giudice. Barletta pressato, la perde ancora Giglio col sinistro e c'è gloria anche per Giglio, il gol del 7-1. A segno un altro ragazzo entrato dalla panchina, anzi il direttore di gara pone fine con qualche
secondo d'anticipo alla partita, stravince l'Academy Panormus, che chiude in bellezza questo campionato 7-1 sul Casteldaccia, e c'è l'invasione dei campo dei piccoli allenati da mister Lo Giudice, che sicuramente si gode ancora di più questa vittoria